Invisible Man. Scratch, puntata del 6-12-2012. Ma io non lo so. Ma almeno il dito gli si fosse spezzato in due, Lenia, ma non lo so. Ma cosa sta succedendo qua? Cioè, Scratch, puntata... Vabbè, partiamo? Bonsoir, good evening, buonasera a tutti. Amici di Scratch, benvenuti. Abbiamo in infortunio il nostro secondo operatore per il Chuck. Qua succede veramente di tutto, ognuno deve fare del suo. Ilenia, ma siamo una banda di sconsiderati. Però... Ci sta anche questo. Ci sta anche questo. Sarà che ormai abbiamo perso il dominio, io e te, che tutti quanti pensano che qua si possa fare quello che si vuole. Ma secondo me sì, è come una malattia. Sì, come è un virus. la varicella. E sta attenta, questa varicella è il virus della pioggia, continuiamo a prendercelo. Oh, pare impossibile. È bello, durante la settimana, sabato, domenica piove. Io un freddo boia. Ti dico che ho patito le pene dell'inferno, non ti dico altro, guarda, veramente tanto freddo e tanta pioggia, però a Lucinico hanno fatto delle cose straordinarie. Bellissimo percorso, è veramente una bella gara, complimenti agli organizzatori. Allora, io dico sempre una cosa, c'è sempre qualcuno che vuole, sai, vengono da me, poi io sono uno che serve e ascolto, e ti dice, questo percorso scialbo. Io ho visto un percorso che per gli atleti è stato il massimo di quello che si poteva avere dalla vita. Un percorso vario, bello perché è vario, quindi parte tecnica, parte da guidare, 2 bei pezzi da fare a piedi, una bella scalinata di quelle belle toste coi tronchi come si fa in Svizzera e come si fa poi anche nel nord Europa. Io invece promuovo appieno questo percorso e gli do proprio un bel 9. Nessun problema per i G6, che ricordiamo è giusto che scendano in campo anche in questi terreni, perché poi partiranno con il ciclocross, vero, ai campionati italiani, quindi è propedeutico e soprattutto una sorta di allenamento. Beh, sicuramente è una sorta di allenamento, non sapremo a Vittorio Veneto se ci sarà pioggia, neve, fango, cosa ci sarà, quindi è giusto che anche questi ragazzini, visto che corrono veramente una ventina di minuti, anzi 16 minuti hanno corso questa settimana, non prendono l'influenza a correre 16 minuti. Ecco, quindi veramente un plauso alle società, mi piace nominare le società, Nicola, non i ragazzini perché sono dei G6. Cyclo Team Cassola, James Bike Buia, Cartura Nalin, Sanfiorese, Buiese, Scuola Ciclismo Vo, Libertas Corzè, Mottense, Sport Sanfiorese, Postumia 73, Polisportiva Trivium, quindi veramente un plauso a queste società che portano questi ragazzini e che li stanno formando in vista dei campionati italiani. Però una domanda te la devo fare, un certo Dalla Valle, lo vedo sempre vittorioso già da quando era G1, potrebbe competere con i più grandi? Beh, a livello di esordienti sarà poi, vedremo poi al campionato italiano perché poi il tempo sarà un po' quello, no? E secondo me sì, però è bello che questi bambini la prendano proprio come un gioco. E sono d'accordo. Quindi alla fine per noi, ti dico, per me va bene anche proprio l'ultimo che non so neanche chi è perché non ce l'ho scritto, però non tutti importa. quelli che sono lì per divertirsi e per fare dello sport, quindi va bene. Allarghiamo, abbiamo già detto tante volte che allargare ai giovanissimi vuol dire intanto implementare, perché chiaramente i giovanissimi portano pubblico. Continuiamo a spendere queste parole perché secondo me potrebbe essere la soluzione per avere quel quid in più, quel pubblico che fa bene anche coloro che poi scendono in campo. Anche perché l'abbiamo visto con giornate un po' da tragenda come domenica scorsa, siamo in Italia, non siamo né in Francia né in Belgio né in Svizzera, quindi non possiamo neanche auspicare di avere quelli che normalmente hanno freddo solo quando
ci sono 2 gradi, certo, con la pioggia a trovare là l'uomo qualunque, anche se c'erano anche persone, spettatori che sono arrivati perché spinti dal vedere il ciclocross. Anche per curiosità. Anche per curiosità. Ovviamente quando ci sono quelle giornate non si può aspirare ad avere il pubblico che si ha in Belgio, perché non c'è la mentalità in Italia. Dove si va quando piove? Nei centri commerciali. Io spererei tanto che chiudessero questi benedetti centri commerciali, così magari qualcuno viene anche a vedere il ciclocross. Qua sfondi una porta che è quasi aperta. Io ricordo, e sono più anziano di te, non di tanto, però una volta partivano le feste di Natale, era rigorosamente che partivano dopo l'8, cioè c'era la festa della Madonna, e da là si cominciavano a fare i presepi, a fare gli alberi di Natale, e partiva per quei 15 giorni proprio la festa vera e propria che anticipava la festa del Natale. E credo che i negozi si adattavano a questo ritmo, a questa nostra credenza del tutto italiana. Oggi invece partono che i negozi aprono 2 o 3 mesi prima, no? Arriviamo a Natale che dicono non sentiamo Natale, sbocciami, se partimmo 3 mesi prima voglio vedere insomma se poi ti senti il Natale, ne avrai le balle piene quando arriva Natale, hai perso tutto. Esatto, dopo sta persona a persona, noi per esempio lo facciamo sempre dopo l'8, E mi pare è tradizione giusto. Così, e insomma il Natale è bello viverlo gli ultimi 15 giorni, quando vedi che è ancora caldo, un mese fa c'erano ancora 30 gradi, Certo. già vedevi le luminarie di Natale. Certo. E noi a Faè, sabato prossimo, ci vestiremo anche da Babbi Natale, va bene? Perché l'8 si può fare. Allora, esordienti, primo e donne, primo anno e secondo anno. Vediamo. E con le immagini siamo alla trasferta più lunga di questo circuito. Certo Ilenia Lazzaro non si ricorderà un certo Ugolino con una canzone Ma che bella giornata. Ma che bella giornata, perché qua ha piovuto veramente in una maniera smisurata. Oggi stiamo a documentare chiaramente la prima delle gare, quindi esordienti donne e uomini, insomma una giornata non a livelli di Lives perché non c'erano tracimazioni, però tanta acqua, Ilenia. Tanta acqua, e qui eravamo un po' più su di Lives a livello proprio territoriale ed era anche freddino, quindi insomma il primo vero freddo, il primo vero tempo da nord, tempo belga oggi. C'è da dire una cosa, qui siamo in Friuli, quindi Sorgente Pradipozzo tra le squadre iscritte a questa gara, poi abbiamo la Libertas Corsè, Cicli Dalla Rosa, Gruppo Sportivo Mosola, la Caprivesi che oltretutto organizza, Postumia 73 Dino Oliviero, Team Granzion, poi abbiamo il Team Omnia Energy, Bici Sport, Valle di Cembra di Ciclismo Vopoli, Sportiva Trivium, poi abbiamo la James Bike Team Buia e il Cardano. Incidente diplomatico la scorsa puntata, io ho detto che era Zontone che organizzava, alcuni se la sono presa proprio a male. No, ma poi abbiamo replicato subito, insomma, è Luci Caprivesi che organizza questa gara che ormai è storica, insomma, sono già un paio, più di 3 o 5 anni ormai che viene organizzata. Di pari passo, durante l'anno viene fatta anche una gara di mountain bike in questo percorso, quindi molto bene. Abbiamo visto intanto le ragazzine con Sara Casasola che ha già preso il largo, quindi il largo margine per lei, essendo tra l'altro assente la Iaccheri che ha vinto tra l'altro, ho letto, il campionato regionale in Emilia Romagna, Sera Mazzoni. E insomma bene anche questa volta, insomma un bel numero di ragazzini tra maschi e femmine, una trentina, quindi molto bene. Tra gli uomini vediamo davanti Tabora, Brancati e De Vettori. Brancati insomma sta veramente comportando bene, anche Tabora e De Vettori, insomma sono dei ragazzini che secondo me potranno essere protagonisti al campionato italiano. Mancano in questa categoria gli atleti del Piovene Rocchette che hanno fatto un po' di riposo oggi. Noi ci auguriamo di vedere i ragazzini del Piovene Rocchette perché Zama è un bel campione, ma non soltanto, quindi invitiamo l'amico Cannata, che so che ci segue, a portare i suoi ragazzini perché male non fa, e insomma può essere anche preso questo ciclocross come una giornata diversa, come una giornata di festa, un po' come la sta interpretando questa ragazzina, la Casasola, che secondo me dalle prime apparizioni ha fatto dei miglioramenti veramente importanti. Anche la Queenigan sta andando molto bene.
Sì, la Casasola si sta mettendo in luce anche a livello nazionale, ha fatto la prova del Giro d'Italia al ciclocross, è arrivata a podio. Kunig, Lunger e Bolzan stanno crescendo bene dietro, anche queste sono ragazzine che si stanno approcciando adesso al ciclocross. Come ha detto Enrico Polo, ospite in trasmissione, ovviamente la Casasola però la vedo già molto più scafata nei confronti di questa disciplina, probabilmente anche un dono naturale, insomma, nell'interpretare questo tipo di gare. C'è da dire anche questo, noi aspettiamo sempre il campione o la campionessa che abbia in sé nel DNA quella composizione che la fa emergere rispetto ad altri, perché comunque anche una volta diceva proprio Martini che un atleta può arrivare fin dove vuole, però a un certo punto se Madre Natura l'ha dotato di qualche cosa in più, insomma Madre Natura ce l'ha vinta sotto ogni punto di vista, quindi se uno è nato per fare il ciclocrossista o il ciclista, insomma quei fuoriclassi si esprimono così, uno su tutti, Pantani, ma ce ne sono stati tanti altri, anche Chiappucci, Chioccioli, insomma ne abbiamo una bella sfilza. Ancora qua abbiamo visto gli esordienti che sono tutti quanti lì messi bene, tra i primi abbiamo Taborra, Brancati, De Vettori e Rigo, ma tra le donne vediamo sempre Casasola che sta facendo gara a sé. Sì, Casasola che è già a metà gara, a più di un minuto di vantaggio nei confronti della Kunig, mentre Taborra e Brancati viaggiano assieme con Lorenzo De Vettori già staccato, quindi siamo veramente verso le ultime fasi di gara e si sta definendo poi quello che sarà l'ordine d'arrivo finale. Quindi la Kunig la vediamo messa meglio della sua compagna, la Lunger, quindi questi sono nomi proprio che non sono italiani. Sono ragazze altoatesine, probabilmente fanno parte della minoranza tedesca in Italia, come qui siamo invece in zona di minoranza tedesca slovena. E qua vediamo già la prima vittoria di giornata, è Mattia Taborra che vince su Alberto Brancati della Caprivesi, mentre Taborra della Postume 73 di Olivieri, De Vettori Lorenzo al terzo posto, abbiamo Simone Rigo al quarto, mentre Federico Pitton lo abbiamo al quinto posto. E intanto vediamo questa bella accelerata per quanto riguarda e concerne le femminucce esordienti. Adesso andremo appunto a vedere le donne esordienti, nel frattempo lavoro dei fotografi sempre essenziale anche con questo tempo. Eccola qui, Sara Casasola, James Bike Team Buia, che va a vincere 1 minuto e 12 di vantaggio su Anna Kunig del Cardano, terzo posto Francisca Lunger a 1,58, quindi quarta Bolzan Matilde, quinta D'Agostin Nicole, sesta Grosso, settima Scotti. Mattia, insomma, non sei abituato tanto alle telecamere, ma sei abituato a vincere, una bella vittoria oggi. Sì, ci tenevo perché era da tanto che la inseguivo, ma non riuscivo mai a salire nel gradino più alto del podio. Ci stai pensando anche alla maglia, mancano non tante gare però. Sì, ma adesso cercheremo di recuperare e di dare il meglio. E allora tu dimmi, oggi è una giornata comunque che hai recuperato la maglia. Sì, sono molto soddisfatto perché ci tenevo a fare bene qui in casa. Purtroppo nei rettilini andava più Mattia, però comunque sono molto contento. Beh, una bella vittoria oggi, Casasola insomma, ma sei arrivata da sola. Oggi è stata veramente una bella gara, pioveva molto, il percorso c'era molto fango e si scivolava abbastanza, c'erano dei punti tecnici ma anche molte belle salite e discese. Ben rientrati in studio, abbiamo visto insomma Casasola sempre più sola. Casasola sempre più leader e Alberto Brancati riprende la maglia di leader dopo appunto averla persa per delle assenze. Insomma. Ma quindi Brancati va molto forte. Brancati sarà un bel nome anche per il campionato italiano. Aspettiamo però i ragazzi Piovene Rocchette, come l'abbiamo detto anche in telecronaca, non c'erano oggi, quindi... Cannata, bisogna che me li porti. Antonino, devi portare questi ragazzi, anche la Susanna Zorzi. Anche perché per loro diventa anche un bel brand, insomma, è Piovene Rocchette che si fa vedere, io credo che sia positivo. Fate una bella gita e venite... Siccome io mi sono dimenticato cosa dovevamo dire, perché tu hai... Allora, secondo me, in questo sketch posso dirti una cosa, una piccola lamentela, perché posso? Sì. Tu sei entrata qua... Come si dice, sono entrate in punta di piedi, sai quando dicono, io ultimamente, specie nei comitati provinciali, siamo entrati in punta di piedi, quelli che entrano in punta di piedi a me mi stanno sulle balle, perché, scusami, tu hai
Qua quando arrivi, sei la star, ti pettinano, ti truccano. E mi danno anche da mangiare. Sì, e ti danno la cartellina. E a me da quando sei tu a me la cartellina non me la dà più nessuno. Cioè, ma potrò avere anche io una cartellina. E adesso la chiamiamo, non lo so, se è una cartellina. Boh. Eccola, guarda, cartellina. Cioè, questo è un tagliere. Vabbè, l'avrai fregato che sei sempre là che va in cerca di quelli che mangiano i panini con la soppressa. Cioè, ma siete dei delinquenti qua? Vabbè. Vuoi la cartellina più grande della mia adesso? Ha preso 16 kg. E te la tieni che fai un po' di movimento, mica ti fa male. Ma siccome siamo retro, no, noi, allora voglio dire, prendiamo spunto da questa bella cartellina. Sì. Nel senso che so che c'è gente che adesso dice che bisognerebbe dire che il cartaceo nella federazione ciclistica serve, no? C'è il Papa che va su Twitter e noi torniamo indietro. È come io in questo momento. Ma secondo te è normale? No, secondo me non è normale, infatti c'è il Papa, una istituzione come la Chiesa Cattolica che entra e apre al mondo dei giovani con Twitter, con i social network, e c'è ancora gente che pensa che non servono a niente. Prossima mia cartellina sarà un iPad. Quindi vogliamo dire una volta per tutte, tolto questa trasmissione che mi hanno messo chiaramente in minoranza, dove la gentilissima Ilenia Lazzaro si è presa i favori di tutta la troupe e a me mi danno sti carciofi, comunque purtroppo è anche vero, qua c'è un tagliere che va benissimo per tagliare la soppressa, ci sono le cartelline da sboroni, insomma, a farsi vedere, ma ci sono anche gli iPod e c'è un modo di comunicare che è completamente diverso da qualche anno fa, quindi smettiamola con stampare roba, quindi vuol dire intanto ecocompatibilità, non si tagliano più le amazzoni e cominciamo a farla respirare, e anche se ognuno di noi può guardare quello che gli interessa sul computer, mi raccomando, però non stampate perché sennò facciamo un doppio danno, guardiamo quello che ci interessa, lo memorizziamo e poi buttiamo via tutto quello che è inutile, come in questo caso gli allievi. Allievi, primo e secondo anno e donne allieve. Vai. Con le immagini siamo con la seconda gara, quindi allievi al primo e secondo anno e donne allieve. Quindi tanta pioggia, tanti gli iscritti, perché qua vediamo dall'elenco 49. Continuo a dire, siamo già oramai quasi al termine di questo trofeo Triveneto. I numeri non sono scesi, Ilenia, sono aumentati. Ci sarà pure un perché. Cominciano e continuano ad aumentare, è la categoria diciamo più numerosa e ben venga, e ricordiamo che c'erano tantissime altre gare sul territorio, perché in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna, quindi veramente sono numeri che fanno ben sperare. Speriamo poi continuino questi numeri anche nelle categorie maggiori. Nel frattempo abbiamo visto, sono partiti sia gli allievi primo e secondo anno che le donne allieve, piove veramente che Dio la manda, tantissima acqua, davanti già vediamo Edoardo Nichele con la sua bici fiammante e la sua maglia di leader, con tutti i ragazzi che ovviamente abbiamo Molinari, abbiamo Buttò, Montagnier, eccolo qua Edoardo Nichele, che adesso vedremo che, eccolo lì, scivolone anche per lui, abbiamo gonfiato, Edo lo sa, un po' troppo le ruote, poi cadrò anch'io 2 o 3 volte, però prontamente cambia la bici, fa sgonfiare le ruote e riparte. Poi vedremo comunque tra i dilettanti e gli elite come prenderanno quella curva, e lo vedremo poi verso la fine di questa trasmissione, quando sarà la cronaca degli elite e degli under 23. Poi c'è modo e modo di prenderla, questo fanno esperienza, qua era un tratto di percorso veramente molto insidioso. Una cosa che ho visto prima, Ilenia, la dice lunga su quello che è proprio l'humus del trofeo Triveneto, del ciclocross. Chiades che fa lo speaker, si spacca la testa per fare lo speaker, però tra poco smonterà tutto perché deve anche partecipare alla gara. Allora, qua bisogna fare i conti, quando uno dice, ma sapete, i soldi, c'è la crisi, ma quando c'è la grande passione, i soldi sono la seconda cosa. Vabbè, sicuramente la passione muove tutto, muove sicuramente tutto. Nel frattempo abbiamo visto già che Montagnier prende il largo, appunto questi percorsi scivolosi probabilmente lo avvantaggiano, quindi prende già il largo e tutti gli altri dietro, compreso il leader Edoardo Nichele. Mentre nelle donne vediamo 3 ragazzine, quindi vediamo la Begin, la Zanettin e la Borghesi, che stanno facendo già gara a sé, quindi gara da sole. Eccolo qui Montagnier,
Montagniera va molto bene in questo tipo di percorsi, è anche una guida molto pulita. Vediamo adesso come va a affrontare questo bellissimo tratto, una scalinata che ci vuole, quindi mi è molto bello come percorso appunto quello di questo qui di Lucinico, e via via tutti gli altri come Smarzaro, con Buttò, Nichele e Ferro, quindi tutti gli altri poi sono diciamo a una trentina di secondi, ecco. Il plauso va fatto, scusami, sai Ilenia, sul fatto che tanti si lamentano sempre, noi diciamo sempre bisogna fare delle critiche costruttive. Forse non ci sono stati tanti tendoni, tante cose che possono attrarre di più l'occhio, però è un percorso questo che secondo me è un percorso importante e la dice lunga su quanto il Friuli abbia esportato e stia sfornando ancora dei grandi talenti, lo vediamo negli esordienti, lo vediamo negli allievi e anche negli junior. Beh, sicuramente negli allievi in questo caso Davide De Bellis è lì davanti, insomma, a battagliare con Michele Bassani. Tra l'altro De Bellis ha avuto anche qualche inconveniente tecnico durante la gara, quindi andremo a vedere poi come sarà, però secondo me comunque era organizzata molto bene anche dal punto di vista dello spazio dato agli sponsor che hanno creduto in questa gara, perché vedo striscioni messi bene, c'era comunque un servizio anche di ristoro all'interno della struttura, quindi secondo me c'era tutto. Ovvio che con una giornata del genere non si può pretendere di avere il popolo che c'è in Belgio, perché in Belgio quando c'è un tempo così vanno tutti fuori, da noi si chiudono dentro i centri commerciali, però insomma diciamo che è un bel percorso e continua ad esserlo. Nel frattempo Montagnier sempre più solo al comando, quindi anche per il ragazzo del GS Mosole una bella gara che si prospetta vittoriosa, dietro Nichele, Smarzaro, Ferro e tutti gli altri, mentre negli allievi più piccoli vediamo i De Bellis con Michele Bassani. Bene, sta andando anche Cesca, Zecchin e Da Pos. Va detto che un passo indietro, non bisogna essere retrivi nella promozione, nell'organizzazione delle federazioni dei comitati provinciali e regionali, bisogna essere retrivi per capire quanto bene si faceva negli anni 70. Negli anni 70, quando anche gli stadisti andavano per ciclocross, si riempivano le folle, anche se si riempivano i percorsi di folla, anche se c'era maltempo, se pioveva o nevicava. Quegli anni non stiamo parlando di 200 anni fa, stiamo parlando di 30-35 anni fa, quindi credo che le persone non siano così cambiate nel corso dei 35 anni. L'italiano ancora apprezza queste gare, lo vediamo soltanto cambiando un po' di emittenti, il successo che hanno di gente che non sono addetti ai lavori, ma è gente che guarda così quella televisione perché in quel momento c'era un po' di musica attaccato, ha visto questi matti che sono tutti sporchi, che vanno via come dei pazzi nel fango, però anche questo è spettacolo. Ragazzi, io continuo a dire, lo spettacolo in Italia e nel mondo non è soltanto X Factor o Sanremo, ma cacchio, ma sono questi che si sbattono e oggi stanno là e stanno facendo qualcosa di positivo. Sarà retorica, ma io mi sono anche rotto le balle di dire è retorica, no, questa qua è realtà. Vabbè, in realtà, insomma, e poi vediamo anche queste ragazze, abbiamo visto la Begin, la Zanettin, la Borghesi che sono lì davanti, anche la Del Magro che è lì a 26 secondi dal gruppetto di testa con la Camatta e la Bez. Diciamo, vedi, cadono, si rialzano, è anche un insegnamento per tutti, anche un insegnamento di vita. E poi io sono sempre dell'idea che far vedere le ragazze far fatica dovrebbe dare anche un po' l'ottica e l'idea di quanto questo sport è paritario, perché in questo caso molto spesso vediamo le ragazze molto più grintose degli uomini, quindi parità di sessi anche e soprattutto nel ciclocross. Detto questo, bellissima questa immagine con la scalinata da affrontare a piedi, è veramente un percorso secondo me completo in una giornata da Belgio, quindi io penso che magari queste immagini che manderò ai miei amici in Belgio saranno sicuramente molto più apprezzate ad esempio che qui in Italia, però spero che prima o poi si capisca la bellezza di questo sport. Noi ci teniamo e continuiamo a crederci, poi dopo in studio man mano racconteremo anche quelle che sono le nostre idee, i nostri ideali. E intanto qua vediamo proprio la bella vittoria di Luca Montagniera, allievo al secondo anno, seguito da Rudy Molinari e quindi un triste, diciamo affaticato Edoardo Nichele, mentre adesso vediamo Davide De Bellis, un saluto alla sua cara mamma che ha un tifo esagerato per lui, Michele Bassani al secondo posto per gli allievi al primo anno e Costantino Cesca al terzo
posto, poi segue Zecchin da posto. Per completare i primi 5 della categoria allievi del secondo anno abbiamo Buttò Christian al quarto posto e quindi Edoardo Ferro al quinto. Andiamo a chiudere, chiaramente qua vediamo proprio in questo momento transitare da POS Riccardo, allievo al primo anno, per concludere con il numero di dorsale 67, si tratta di Dorigone Jacob. E qua abbiamo adesso la 92 e qua ti cedo il microfono. Esatto, prima e secondo posto per le ragazze scuola ciclismo Vo, quindi Begin Sofia e Chiara Zanettin, quindi terza Borghesi Letizia a 6 secondi, Dalmagro quarta a 26, Ludovica Camatta a 56 e quinta, quindi Bez, Bondavalli, Faoro, Marchetti e Girardi. Hai giocato in casa e hai dimostrato che oggi non ce n'era per nessuno. Beh, ci tenevo tanto perché era anche campionato regionale, sono partito abbastanza bene, poi ho avuto un po' di problemi, ho cambiato bici, all'ultimo giro sono rientrato e l'ho fatto alla morte e sono riuscito ad arrivare primo. Sei andato a tutto, Bassani che ha dovuto comunque un po' soffrire oggi, è temibile come avversario? Ma Davide lo si sa già, è molto forte, oggi il tempo era molto freddo e io non mi trovo molto bene, e è andata così e sono contento che ho ripreso la maglia e va bene. Sofia, tanto freddo però hai vinto. Sì, avevo un caldo in gara, ho lanciato anche via i guanti, stavo morendo di caldo, adesso però fa un freddo caldo. Contenta? Sì, contentissima. E tu contenta della tua maglia? Sì, contenta anche perché come domenica scorsa prima e seconda devono essere fieri di noi. Ben rientrati in studio, a me la cartellina non serve perché ho tutto qua, perché da buon hardcoreman io ho tutto a memoria, cara mia. Anch'io, caro, quando facciamo le telecronache. Beh, ma anche io ho la mia piccola memoria, va bene? Bravo. Ecco, insomma, sono allenato e non mi sbaglio quasi mai, devo essere sincero. Anzi, sono quasi un cervello elettronico. Cioè, guarda che io ti odio, sai. Cioè, tu devi piantare la cosa. A me pare di essere bravo anche in un certo momento. Sei bravo. Bravino. Sì, sei bravo. Sono dai. bravino, dai, non è proprio... Quando non dormi dentro al camper, Dai. specialmente quando vinco io, che non è che vinco tutte le domeniche. Ma se me lo stanno dicendo tutti, adesso pare che io dormo tutte le mattine, pure tutti i giorni, e che mangio pane soppressa. Solo perché mi sono ciulato un tagliere, era pieno di soppressa, poteva mica lasciare là, Ilenia. Vabbè, hai ragione, non si butta via allievi. niente. Allievi, Michelino Bassani tiene saldamente la maglia tra gli allievi del primo anno. Edoardo Nicchele, nonostante appunto i problemi di tenuta di gomme, tiene la maglia appunto tra gli allievi del secondo anno, mentre la nostra bella Chiara Zanettin, 179 punti, anche lei leader per quanto riguarda le donne allievi. Io continuo a dire, cara mia, che la Zanettin potrebbe essere una sorpresa anche ai campionati italiani, perché lei è partita alla chetichella, ma sta vincendo mica perché la Sofia Begin c'era o non c'era. La Sofia Begin è bravissima e fortissima, però credo che potrebbe esserci delle sorprese. Sicuramente sono ragazze che stanno crescendo domenica dopo domenica, e ho visto bene anche la Letizia Borghesi che sta venendo su molto bene, ma anche le altre, poi dipenderà molto dal percorso, perché occhio, perché Vittorio Veneto ha un percorso molto ostico e vedremo come affronteranno queste categorie. Parliamo di questi organizzatori che hanno organizzato Lucinico, la trasferta più lunga che abbiamo affrontato, però credo che tutto sommato è andato bene. L'unico rammarico che io ho, e lo vedremo poi con la corsa elite, che non si sa bene quando arrivano i professionisti, ed è un male che noi ci facciamo da soli. Lì, come abbiamo detto in telecronaca, Marcello è stato il primo, Marcello Pavarin, che ha raccolto il nostro invito, e so che prossimamente vedremo anche Matteo Trentin, quindi è un gradito ritorno anche per Matteo. Ma questa è una bella notizia. E diciamo che insomma ne aspettiamo anche degli altri, che piuttosto che vanno a fare il motocross, perché vi leggo su Twitter, ragazzi, che andate con le moto a fare il motocross, una volta venite a fare anche il ciclocross. Allora, questa è una grande contraddizione, i vostri direttori sportivi dovrebbero essere così sagaci da dirvi piuttosto andare a fare motocross, che potete pure farlo, ma siccome è la vostra professione di ciclismo, siamo venuti a fare il ciclocross, va bene? Allora guardiamo chi adesso? Adesso abbiamo juniores, fascia 2 e donne tutte. Juniores fascia 2 e quindi donne tutte,
io insomma spererò sempre di vedere le donne partecipare da sole, e perché no, fascia 1, fascia 2, fare una gara a sé stante, ma questa è una mia idea, forse sbagliata Ilenia, però mi piacerebbe anche vedere questo, visto che hanno accontentato gli organizzatori, quel mitico Giacomo Salvador, a far partire le donne per ultime. Scusate le immagini, qua le telecamere con quella pioggia e con quell'umidità cominciano a fare le bizze. Con quel tempo lì non si può pretendere tutto, comunque anche oggi qui finalmente ripartiamo anche qua per ultime, quindi una gara che sarà completamente gestita a livello donne, mentre negli junior sono già partiti, vediamo davanti Pellizzon, Nadir Coledani, i ragazzi del GS Scorzè, quindi Franzolin, i ragazzi del Bianchin, quindi tutti lì davanti. Nel frattempo arriverà, eccolo qui, Flavio Zoppas con Dal Grande, Braidotti e tutti gli altri per quanto riguarda la fascia 2, e vedremo anche arrivare prossimamente anche le prime donne, che, eccola qua, Deborah Soligo, Paola Magnago e Anna Oberparleiter. Se vedete quella macchietta là, non andate a pulire il televisore, è una macchia di umidità all'interno dell'obiettivo, perché in effetti era una giornata veramente incredibile. Ti abbiamo visto adesso, cara la mia Ilenia Lazzaro, e dietro di te c'era la Giovanna Michieletto. Adesso qua vediamo il numero 12, che è proprio Giulio Franzolin, il quale lo vediamo un po' spento. Io voglio dire, credo, questa è una mia impressione, questo ragazzo sta correndo troppo e da troppo tempo. Lì magari lo invitiamo in studio, magari se avrà voglia qualche volta di venirci a trovare. Ovviamente i giusti riposi sono essenziali anche per il ciclocross. Detto questo, ecco le quali 3 donne, Soligo, Oberparleiter e Magnago, che hanno già fatto il vuoto, mentre qui è un altro pezzo tecnico che non abbiamo visto prima, è uno strappo che qui in questo caso fanno in bicicletta, molto bello. Abbiamo visto davanti Pellizzon con Nadir Coledani, quindi Zanella, e quindi Franzolin che scende ad esempio rispetto agli altri, preferisce fare questo pezzo a piedi. Anche vedete molto tecnico, perché comunque si scivolava e si partiva praticamente quasi da fermi. Qui vediamo un Zoppas che comunque è un grintoso, anche Beppo Dal Grande, che riesce, nonostante la sua abilità a piedi, a fare questo pezzo in bicicletta. Una sorpresa a Giuseppe Dal Grande, che sta veramente tenendo, anzi sta mordendo la ruota posteriore di Flavio Zoppas, il quale cerca di staccarlo ripetutamente, ma non si sposta di 1 centimetro. Quindi sarà un bel finale, questo da vedere. Intanto abbiamo visto passare con il numero 4 Mattia Marcato, che è uno juniores, e man mano adesso qua vediamo la fascia 2 con il dorsale 164, abbiamo riconosciuto Ignazio Gianella, ma anche Bacchette Renzo. Ecco, Anna Oberparleiter sfrutta le sue grandi doti da biker, ragazza della nazionale azzurra, e va già a staccare Paola Magnago. Un plauso ad Anna, perché Nicola, non è perché è una mia compagna di squadra, ma perché lei fa l'istruttrice di sci durante l'inverno, quindi adesso ha già cominciato a lavorare nelle piste da sci del Plan de Corones, e quindi si allena anche poco, però in questo percorso qui contava veramente molto guidare, in questo caso ha già preso il largo. Abbiamo visto Ottavio Paccagnella che è rientrato, eccomi qua. Sono caduta tante volte, però mi sono divertita, quindi l'importante è quello. Io ovviamente in discesa sono sempre un po' un paracarro, però va bene così. E poi vediamo tutti gli altri. No, il paracarro me la devi dire un'altra volta, perché è come incatramarsi. Parlavi della Oberparleiter, io ricordo anche Giovanna Bonazzi, campione del mondo e d'Europa di mountain bike, che era una grande insegnante, è una grande insegnante di sci. Quindi questo valora la tesi che questo è uno sport invernale e non vedo perché non si possa fare l'Olimpiadi come sport invernale. Manca nelle Olimpiadi il ciclismo vero, e questa potrebbe essere un'occasione non soltanto per i vertici della federazione dell'UCI, ma anche a livello proprio di etica mondiale dello sport. Sicuramente ciclocross ci starebbe, no, pennello di più, anche perché abbiamo visto che gli ultimi mondiali si sono corsi anche in zone dove c'è neve, quindi molto bene. Moreno Pellizzon molto molto pimpante lì davanti, con Nadir Coledani, anche Nadir sta crescendo molto bene, lo avremo ospite prossimamente, quindi lo aspettiamo, e Zanella, quindi i ragazzi che sono venuti qui a Scratch abbiamo portato bene, quindi ragazzi venite a Scratch perché state andando molto bene. Abbiamo poi Andreatta, Giulio Franzolin e
Bondavalli, quindi questi sono diciamo i primi junior davanti. Mentre per quanto riguarda la fascia 2, Beppo Dal Grande e Flavio Zoppas oggi lottano veramente testa a testa, Beppo molto grintoso e che vedremo tra l'altro anche in questa settimana. Nadir Colledani, eccolo qua, prende il largo, forse anche un po', queste sono la Micheletto e la Maronese, eccolo lì già davanti, quindi abbiamo visto che a Pellizzon deve essere successo qualcosa perché si è staccato. Cambia la bici pulita e riparte per le ultime tornate. E anche questo è un momento particolarmente suggestivo, dove ci sono i box, dove chiaramente gli addetti, coloro che spesso sono familiari o direttori sportivi o semplici veramente appassionati, danno una pulita alla bicicletta per riconsegnarla al corridore perché possa andare via in maniera, diciamo così, più agevole, perché il fango si attacca un po' sulle pedivelle, sui cambi, diventa veramente poi ingestibile e quindi ogni tot di giri bisogna chiaramente pulirle. Zanella si sta riportando sotto Franzolin, quindi questa è una gara molto, diciamo, non è mai niente sicuro perché abbiamo visto cadute, scivoloni, qualche foratura possono compromettere poi l'esito della gara. Pellizzone è sempre stato davanti, non sappiamo se è successo qualcosa a livello di foratura, magari domenica ce lo dirà, e abbiamo visto però appunto che davanti adesso c'è Zanella e Franzolini assieme a Nadir Colledani. Beppo Dal Grande invece e Flavio Zoppas gara a sé, quindi veramente per loro due sarà un testa a testa fino all'ultimo perché Daniele Savio viaggia già con più di un minuto di distacco da loro. Nadir Colledani, eccolo qui, bello, grintoso e pronto ad andare a cogliere l'ennesimo successo stagionale. E la cosa si fa interessante, intanto ti vediamo Elena Lazzaro a te questa performance, si va ad, diciamo così, a posizionare un Beppe Dal Grande in maniera veramente importante, dando quel pepe che nelle scorse edizioni non c'è stato. Abbiamo visto sempre un'egemonia di Flavio Zoppa, quest'anno vediamo un Beppe Dal Grande che è sempre lì attaccato alla bicicletta di Flavio Zoppas in questi terreni dove lui sa esprimere chiaramente tutta la propria potenza e riesce a scaricarla sulle ruote. In leggera difficoltà vediamo proprio Flavio Zoppas che non sono proprio i suoi percorsi. Quindi il dettaglio è la cosa più principale di questo Trofeo Triveneto. Se dovessimo veramente citare un Bartali Coppi, un Merckx Gimondi, in questo caso possiamo citare sicuramente Beppe Dal Grande e Flavio Zoppa. Un grandissimo Nadir Colledani in questa gara, sta andando alla stragrande, è leggero, è veramente credo quasi al top della forma e speriamo che questo top della forma possa conservarlo per un altro mese. Un affaticato secondo me Giulio Franzolin, ma non perché non vada bene, perché secondo me è un po' stanco, quindi ha bisogno di riposare questo ragazzo, di defaticare. Ancora Beppe Dal Grande che oramai vediamo Zoppa che pare controllare, ma non so come andrà a finire. Sarà veramente lotta fino alla fine per questi due, mentre Nadir Colledani andrà veramente a vincere, a dimostrare ancora una volta il suo valore, la sua crescita. Anna Oberparleiter davanti nelle donne, qui andrà a vincere, quindi se non vinco io vince lei, quindi per la nostra squadra va sempre bene. Paola Magnago, eccola lì, ancora seconda assoluta, quindi dopo gli ennesimi podi ancora un podio importante per lei che gli consentirà di vincere e di guadagnare la maglia di leader del trofeo. Deborah Soligo, credici Deborah perché vedrai che vinci anche tu prima o poi, è sempre un ennesimo podio e bellissimo il quarto posto assoluto di Ludovica Camatta che sta crescendo molto bene. Io sono lì dietro che sto rimontando ma ormai ho già perso troppo, quindi per me sarà per la prossima settimana, eccomi là. Sei incatramata, diciamo così. Intanto un saluto e un complimento a tutti i giudici, qua è ultimo giro, tra poco vedremo la conclusione. Questo è l'arrivo di Nadir Colledani, l'abbiamo preso proprio per il rotto della cuffia perché stava andando addosso all'operatrice, quindi Alessandra Gazzola ha preso un po' di paura, l'abbiamo visto così, ma comunque brava, ha fatto il suo lavoro. Man mano che passano c'è Zanella Marco, Franzolin Giulio al terzo posto, Alex Bondavalli, Andreatta Luca per quanto riguarda gli junior. Fascia invece 2, tra poco vediamo uno strepitoso, ma lo devo dire proprio, tanto vediamo anche la Micheletto, uno strepitoso Giuseppe Dal Grande che regola Flavio Zoppas, Savio Daniele, Braidot, Mauro e Bellante Dario, i primi 5 di questa personale per questa classifica della fascia 2. E insomma abbiamo visto un bel Dal Grande che sta insidiando veramente da vicinissimo, come non mai, la maglia di leader della classifica della fascia 2. Per quanto riguarda invece le donne tutte,
Adesso andremo a vedere l'arrivo di Anna Oberparleiter, nel frattempo stanno arrivando anche, questo Matteo Marcato, stanno arrivando anche tutte, eccola qua, Anna Oberparleiter che va a vincere, quindi brava Anna, poi il lunedì, ieri era già a sciare, su Paola Maniago che vince comunque nettamente la categoria delle Master Woman e va anche ad acquistare la maglia di leader a 25 secondi, a 45 Deborah Soligo, quindi vediamo Beatrice Camatta, Selva, io, Micheletto, Maronese, Toresani e Santi Faller. Viva la Soligo! Beppe, giornata delle tue questa, e infatti hai approfittato, però sul filo di lana quasi. Sì, è stato durissimo, lo sapevo fin dall'inizio, un percorso abbastanza dato a me, però sicuramente anche a Flavio, i pezzettini in salita mi hanno sempre messo in difficoltà. Ero riuscito a staccarlo un po' il penultimo giro, però ho avuto la grinta di riprendermi e a quel punto ho pensato di non farci, invece poi nel finale forse ha pagato un po' lo sforzo lui che sono riuscito a vincere proprio per 1 metro. Flavio, oggi hai dato il tuo, però giustamente lui ha un fisico anche diverso. Ti preoccupa un po' quest'anno? Mi preoccupo sì, specialmente il tempo, speriamo che andando avanti sia un po' meglio, comunque Giuseppe quest'anno sta andando forte, io oggi sono andato bene, devo dire la verità, e ha vinto Beppo che questi percorsi qua sono giusti per lui, bene. Nadir, oggi una vittoria in maglia, la cosa più importante era proprio questa. Sì, oggi ho vinto, siamo partiti io e Pellizzon forti, i primi 2 giri, lui è caduto mi sembra e poi non l'ho più visto dietro, penso che si sia ritirato, mi dispiace, si poteva fare una bella sfida tra Friulani, comunque bene che ho vinto, la maglia del trofeo di leader, quindi sono felicissimo e niente, oggi era un campionato regionale per me, è una piccola soddisfazione che a me porta sempre più piacere e basta. La dedichi a qualcuno oggi? Oggi volevo dedicarla alla mia cara nonna che 2 settimane fa purtroppo è scomparsa, l'ultima nonna che avevo, quindi questa gara è dedicata a lei e non più alle ragazze che non meritano. Ecco, sei contenta di questa vittoria? Insomma, settimana scorsa Ilenia, oggi tu senza squadra, insomma, bene. Sì, ma va benissimo così, no? Speriamo di andare avanti così. Un pensiero al circuito più importante, al campionato italiano, ce lo fai? Penso che quest'anno io non faccio i campionati italiani, adesso vedo come prosegue la mia preparazione perché faccio un po' fatica ad allenarmi a casa mia perché comunque c'è già la neve, quindi vediamo un po'. Paola, non ti nascondo che io un certo tifo per te lo faccio e oggi vesti questa maglia, insomma, per la prima volta in questa stagione. Sì, diciamo che è stata un po' dura quest'anno perché combatto con delle ragazzine e vista l'età mi ritengo fortunata, dai. Ti piace questo circuito? Sì, diciamo che è un po' tecnico, ci sono degli stradoni da tirare, cioè è misto, quindi e poi quest'anno col fango proprio ci siamo alla grande. Sto tagliere mi ha riempito di schifezze. Vabbè, ma ho capito io anche voi, scusami. Anche te ti vesti sempre di nero, porca miseria. Anche Beh, hai una bella camicia oggi, dai. È bianca, dai. Sì, sì. Siamo già in studio. Siamo già in diretta, sì. Benvenuti amici di Scratch. Allora, Ilenia, abbiamo visto una domanda. Secondo me Beppe Dal Grande ci sta pensando e Zoppa sta tremando. Attenzione perché Beppe Dal Grande lo vedremo bene nel campionato italiano, nella sua categoria. Certo. Però veramente sta diventando una bella lotta, mi piace e gli ho promesso a Beppe che troveremo anche un piccolo sketch anche per lui. Perché si è offeso che la settimana scorsa abbiamo fatto di Zoppas. Ah, Zoppas che vabbè, ma Dal Grande abbiamo qualche cosa in mente, ma dobbiamo confezionarla bene, caro Beppo, perché insomma lo merita. Ma diciamoci la verità. Questo dualismo a me piace da quando ho iniziato a fare il ciclocross. Il Trofeo Triveneto dà la dimensione degli atleti veri. Io credo questo. Abbiamo visto degli interventi spot. Guarda, per nulla dire, il Giro d'Italia di ciclocross meraviglioso quanto vuoi. Là abbiamo delle persone, degli atleti che sanno andare, vanno, però poi dopo li vediamo in confronto, tornando indietro, nel Trofeo Triveneto che patiscono l'ira di Dio. Questa può essere una mia presunzione, una mia sciocchezza, ma nel Trofeo Triveneto c'è un allenamento che produce e implementa la loro condizione. In altre occasioni questo non c'è.
Sicuramente è un bellissimo allenamento perché comunque è abbastanza costante tutte le settimane, ci sarà solo il periodo natalizio dove c'è il 26 che normalmente era una gara di calendario che non c'è, però alla fine diciamo che è un trofeo che con parecchie prove permette a tutti di migliorare. E consegna maglie. E consegna maglie. Ti ricordi cosa ha detto Pavarin? Io ricordo quando ero allievo si correva per la maglia, per una stupidaggine, l'idea della maglia. Ma sicuramente poi è una classifica finale e ovviamente hai anche un obiettivo per andare a correre per prendere freddo la domenica. Freddo ne prende anche Giacomo Salvador, tra poco andremo con gli Elite Under 23 e quindi fascia 1. Ne prende tanto di freddo Salvador, è sempre là. Ho già detto in tante occasioni, guai chi lo tocca perché sta lavorando e per me le persone che lavorano vanno rispettate, meno quelli che rubano, ma quelli che rubano spesso sono quelli che si lamentano della gente che lavora. Sembrerebbe un bisticcio, ma è sempre così, no? Oppure l'uomo che va in pensione cosa fa? Non ha più da andare a lavorare, povero. Per perdere tempo va a vedere gli altri che lavorano, non so, ai ponti e va lì e sai... Mamma mia, io non ho tempo di fare ma succede, mi toccherà anche a me. Però voglio dire, questo si sta facendo veramente un mazzo tanto, bisognerebbe veramente fargli un monumento, continuo a dirlo perché è la verità. Sicuramente, specialmente nelle manifestazioni con il brutto tempo, il lavoro è fondamentale. E anche il suo gregario che è. Sia appunto dello staff di Giacomo Salvador che di ogni singolo organizzatore. Mi piace vedere la grinta e la meticolosità con cui ciascun organizzatore si mette lì e prepara. L'abbiamo detto anche in telecronaca, io sono stata veramente stupita anche a livello positivo e faccio un complimento ai caprivesi perché hanno gestito anche 2 aziende a livello pubblicitario che curo io e sono stata veramente molto contenta di aver visto un percorso preparato così bene, con gli striscioni, con quant'altro. C'era tutto, quindi veramente complimenti. Ci pare giusto. Adesso andiamo avanti con l'ultima trancia. Esatto. Elite Under 23, fascia 1. Ultima gara di giornata e qua veramente Pluvio e Giove hanno lasciato un po' di respiro agli nostri operatori, i quali hanno dovuto fare gli straordinari. Bene Fruet, siamo contenti di vederlo spesso nel ciclocross, bene Visinelli che lo vedo un po' appannato, ma soprattutto straordinario Pavarin e Paccagnella. Continua a dire Ilenia che intanto sono partiti gli Elite, partiranno con gli Under 23 fascia 1. Anche qua mi dispiace tirare un po' le orecchie, abbiamo avuto Pavarin, stiamo veramente spendendo molto in questa trasmissione, stiamo investendo su quello che è la cultura del ciclocross, anche qua molto probabilmente Pavarin è rimasto un po' inosservato da parte degli speaker. Allora io dico, non voglio dire nulla, però bisognerebbe cercare di fare qualcosa. Guarda, lo stiamo allenando bene, Marcello adesso va via con Thomas ogni settimana e vedrai che adesso sarà lì che sbattaglia, così anche chi non lo conosce, quindi Marcello ormai è diventato uno di noi, quindi Marcello bene. Martino viene a fare il cross perché vuole vincere un'assoluta e fino adesso non c'è ancora riuscito, quindi è già parte pimpante con tutti gli altri dietro. Martino sta veramente facendo passi da gigante, tra poco vedremo come lui prenderà le curve rispetto a crossisti, quindi un biker non è detto che non possa essere un ciclocrossista, anzi un buon biker potrebbe essere il migliore, secondo questo mio punto di vista, il migliore dei ciclocrossisti. Abbiamo visto tra gli amatori della fascia 1 Sergio Giuseppin, che oramai è confermato leader della classifica del torneo Triveneto, chiaramente godrà dell'assenza del Riccio, però se lo merita. Guardiamo che campo di gara che stiamo e guardiamo le curve che fa Fruet. Martino quando c'è da guidare è molto bravo, anche Thomas di solito, ma qua ha avuto anche un problema, spezzo una lancia a favore di Thomas, ha forato, quindi ha fatto un pezzo con la ruota giù. I forestali, quindi Braidot e Tabacchi, neoforestale già davanti, con anche Raffaele Visinelli. Mentre, eccolo qua, Marcello fa fatica oggi, però insomma, attenuante, è la prima gara con il fango, quindi lo stiamo allenando, vedrai che fra poco è pronto. Mentre Giuseppin e Retis già davanti nella fascia 2, nella fascia 1 con Leghissa, poi subito dietro, anche lui è bravo a guidare di solito su questi tipi di percorsi, quindi si è sicuramente avvantaggiato. È vero, un buon biker in questo tipo di percorsi può veramente fa la differenza. Abbiamo visto nelle donne la Anna Oberparleiter che scia tutta la settimana, è venuta a fare la gara e ha vinto meritatamente. Quindi Braidot,
Tabacchi e Fruet, 2 elite e un under 23 già al comando. Abbiamo visto come Fruet ha preso la curva quasi come una motociclista. Ricordiamo che è vero che Marcello Pavarin stava pagando dazio, ma nell'ultimo giro, vedremo tra poco, recupererà veramente quasi un minuto da Visinelli. Quindi vuol dire che aveva preso confidenza con il percorso e che è un professionista comunque, ragazzi, quando sa correre dappertutto, perché ricordiamoci che comunque possono venirmi a dire tutto quello che vogliono, ma io da ignorante del ciclismo dico che questi percorsi aiuterebbero tantissimo nelle classiche del nord, Parigi-Roubaix, tanto per dirne una, Ballan. Qua io lo vorrei vedere, mi dispiace dirlo, ma io qua vorrei vederlo almeno 3-4 volte, perché darebbe quel significato, anche perché comunque nelle classiche del nord saranno le classiche di primavera. Esatto, sicuramente serve, abbiamo una bella notizia nelle prossime gare, ho visto che ci sarà il rientro di Matteo Trentin, spero non sia solo a spot ma che venga ad allenarsi per poi le prime gare stagionali. Davanti abbiamo visto i due fratelli Braidot e Mirko Tabacchi con Paccagnella e Fruet e anche Jari Cisotto, veramente bravo Jari perché oggi è anche davanti a Visinelli, quindi molto bene per Jari, mentre nella categoria della fascia 1 vediamo davanti Retis, Giuseppin, Leghisa e Bolzan, sono questi che stanno facendo la gara. Bravo, lo dico anche da tante settimane, Jari Cisotto, un ragazzo stupendo che ha una dedizione particolare, bravissimo anche Diego Retis che si allena pochissimo, perché ricordiamo, questa è gente che la mattina va a lavorare, mette la sveglia, avete capito? Non sono applicati di segreteria, non sono politici, non sono gente che vive sulle spalle degli altri, è tutta gente che vive sulle proprie spalle e mantiene la propria famiglia. Valore aggiunto del ciclocorsista. Allora, questo è il meglio che noi possiamo esportare a livello non soltanto sportivo, ahimè, ma esportarlo a livello proprio culturale, di civiltà. Queste sono ottime persone che fanno diventare ottima una nazione e non è retorica. Ah beh, sicuramente, abbiamo visto appunto anche Jari va all'università, quindi un ragazzo che sa già cosa vuole nel suo futuro, eccolo qua, Diego Retis con Giuseppine e con Christian Leghista, quindi loro 3 per la fascia 1. E abbiamo poi Bolzan che viaggia poi in quarta posizione. Anche qui insomma bel percorso anche per quanto riguarda i master, ovviamente con l'avanzare delle gare il percorso veramente è diventato molto molto difficile da affrontare. Guardiamo anche questo strappo come viene affrontato dai 3 forestali, bello però vedere anche i 3 forestali perché Mirko è l'ultimo ingaggio della forestale, diciamo che è un gruppo sportivo che dà la possibilità a questi atleti di farlo come lavoro. Thomas Paccagnella, primo dei lavoratori, lo dico sempre, abbiamo Rafael Visinelli oggi un po' in difficoltà, eccolo qua, Jari e Fruet, veramente mi è piaciuto vedere questa gara perché Jari veramente ha fatto un garone oggi e qua vediamo Diego Retis che ha preso il comando nella fascia 1. Quindi io vorrei subito fare un complimento alla maglia di capoclassifica per quanto riguarda la fascia 1, quindi Giuseppin che ha una marcia in più ma ha una passione, una gioia nel vestirla che è quella che a me piace, quella dei puri di cuore. Un'altra cosa, insistiamo sul corpo forestale, sono lì in 3 o 4, i primi 4 tutti davanti, intanto vediamo ancora Pavarin che sta andando alla stragrande, Pavarin o sbaglio? Bolzan, scusatemi, Bolzan, vediamo la forestale che sono in 3, lì tutti e 3 davanti alla stragrande, quindi abbiamo Tabacchi, ma non soltanto, abbiamo Visinelli in quarta posizione, abbiamo Braidot, i 2 Braidot, Luca e Daniele, quindi sarebbe bello che esportassimo questo trend, questo brand anche ai carabinieri, perché no, alla polizia, il gruppo esercito c'è già, però voglio dire, si creano quelle alchimie, quelle sinergie che porterebbe avanti lo sport e anche il referente, in questo caso i gruppi statali, a me piacerebbe molto. Beh, sicuramente stanno dando un'ottima opportunità a questi ragazzi di esprimersi ad alti livelli ed è bello vederli ogni settimana così. Un plauso va a Macchini e ad Alessandro Fontana perché la forestale è presente sempre. Giacomo Salvador, sempre grande grinta, urla ad ogni gara per tutto la gara, mentre vediamo Martino Fruet con Jari Cisotto, quindi coppia Carraro che si attesta intorno alla 6ª-7ª posizione assoluta. Diego Retis al comando nella fascia 1, cambia bici anche lui
e va ad affrontare queste ultime tornate, mentre eccoli qua i due forestali e Thomas Paccagnella che purtroppo oggi deve un po' pagare questa diciamo foratura iniziale, anche lui bravo nel guidare quando sa guidare, insomma anche Thomas, anche vede la differenza, guarda Martino come fa le curve rispetto a Iari, niente da dire, quindi veramente sono dei funamboli della bicicletta, bisogna dare atto di questo. Anche Visinelli mi pare che non l'abbia preso tanto bene. E anche Rafael comunque è un crossista, non è un biker, quindi insomma ci sono dei percorsi che sicuramente avvantaggiano. Detto questo, veramente spettacolo forestale oggi, i Braidot correvano in casa, Tabacchi correva in casa e Thomas ha anche tempo di fare un po' il pagliaccio come la sottoscritta, non a caso è il mio testimone di nozze, si vede che poi siamo tutti uguali, è come una mania, no? Mentre vediamo, eccoli qua, Cisotto e Fruet, quindi veramente bella oggi la gara di oggi. Un grande Paccagnella perché interpreta con lo spirito giusto, intanto vediamo proprio l'arrivo di questi fenomeni. Abbiamo negli Elite il gruppo sportivo, ma qua abbiamo Braidot Luca, Tabacchi Mirko e Braidot Daniele, Under 23 ed Elite in pratica. Sì, vediamo intanto Giuseppin che sarà secondo della fascia 1. E eccolo qua, Daniele Braidot che sarà il terzo, quindi podio assoluto esclusivo della forestale. Andiamo poi a scorrere tutti gli altri, non mi serve il foglio perché tanto li riconosco, questo è mio marito che sarà terzo, Cristian Leghista terzo della fascia 1, stanco. E poi tanta roba da lavare alla fine della serata, come al solito Thomas che si diverte sempre con le sue chicane. Thomas è quarto assoluto e secondo elite, questo è Caldart, andiamo a scorrere poi la fascia 1, quindi andiamo a dire magari un po', mentre ecco, prima vediamo per l'assoluta Cisotto e Fruet che saranno quinto e sesto assoluto e vado a dire poi, quindi bel lavoro di squadra anche per la Carraro, ordine d'arrivo della fascia 1, Retis, Giuseppin, Leghissa, Bolzan, Caldart, Daros, Cesca, Rucco, Tegano e Visintin. Visinelli è settimo assoluto, quindi Acquaviva e Marcello Pavarin nono. E quindi io faccio i commenti a Elena Lazzaro perché è andata completamente a braccio e a memoria. Noi siamo contenti e fieri di te. Diego, sei tornato dopo un anno di pausa, però oggi è stata una bella gara e hai vinto. Ma sono tornato più che altro per divertirmi. Il tempo per allenarmi è sempre poco, però vedo che va bene lo stesso, dai. Sei soddisfatto? Sì, no, molto. E tu invece mantieni la maglia? Per fortuna sì, oggi è un po' duretta, un po' di febbre in settimana e l'ho pagata forse. Ma a causa anche della mancanza del riccio, molto probabilmente si può sperare anche portarla a casa. Spererei, ormai manca poche prove alla fine e i punti sono un bel po' di vantaggio. Allora Cristian, invece tu terzo classificato, hai una faccia sconvolta, no? Allora vediamo di solito tua moglie nelle vesti di giornalista, cosa pensi la sera quando la guardi? Niente, sono estremamente felice perché comunque sta facendo il suo lavoro come deve fare. Sicuramente tu e insieme al tuo staff ti state dando una grossa opportunità. Non posso essere altro che felice perché questa è un'ulteriore opportunità per la crescita sua professionale. Ma soprattutto devi dire che non mi prenda più in giro, perché io non dormo, non è vero che dormo. Ma su questo ne ho dei dubbi, però c'è ancora da indagare, però sono rimasto tanto male. Ben ritrovati in studio amici di Scratch, siamo proprio in chiusura. Sai che una volta uno speaker, mi ricordo che Scratch, sai che dicono Scratch va in onda, e Scratch non l'hanno mai capito bene come pronunciarlo, chi lo pronunciava Scrass, Scross, l'ultimo mi sono messo in ginocchio e ho detto questo è il massimo, che ci ha chiamato Scotch. Urca. Bellissima, amici di Scotch, no? È il massimo. Comunque, tanto perché questo qua ha un nome un po' particolare, nato 15 anni fa, oggi resiste ancora e io sono contento, a parte gli scherzi, io ho 55 anni quasi ragazzi, e quindi io credo la cosa più brutta che può succedere in tutto il mondo, sia politico, sia dirigenziale sportivo, che uno pensa di avere l'immortalità dentro. Cioè nel senso che bisogna anche dire a un certo momento sarebbe bello che qualcuno di giovane età potesse, però se non gli diamo le consegne oppure quando gliele diamo gli spezziamo le gambe perché pare a noi che non facciano il bene, credo che questa sia una grande sciocchezza. Beh, sicuramente io, non perché, vabbè, ormai mi sento vecchia anch'io delle volte, però poi se mi rapporto magari alla tua età, sono più giovane, e penso che, insomma, il giovane ci vuole. Vabbè. No, vabbè, ma non prenderla come un...
No. Però veramente, parlando anche poi del ciclocross, so che Giacomo sta cercando un suo erede e spero veramente che lo trovi, perché noi ci facciamo vuole... un appello. Facciamo un appello, certo. Appunto perché ci vogliono ragazzi che credano in questi trofei, nel nostro trofeo Triveneto, che è un trofeo storico. E quindi adesso andiamo con le ultime classifiche. Beh, sicuramente abbiamo visto che Sergio Giuseppin sta... Io lo adoro sto ragazzo. Mi dispiace che non ci sia più tanto, una volta c'era Cais lo vedo troppo Cais adesso è un po' ogni tanto... Cais torna perché ci manchi. Cais torna perché ci manchi, sì. Comunque Sergio Giuseppin tiene la maglia per quanto riguarda la fascia 1, abbiamo Martino Fruet che non riesce ancora, per un punto, non riesce a prendere la maglia Visinelli. Per un punto Martin perse la maglia. Esatto, e quindi ci ha promesso che ci sarà anche a Vedelago, quindi Martino Fruet ci sarà nonostante doveva fermarsi prima, ma continua perché vuol sappiamo dire gli piace, siamo contenti. Mentre tra gli under 23 abbiamo visto, non c'era oggi Igor Smarzaro, ma insomma tiene la maglia, quindi... Nulla comunque abbiamo sempre Visinelli là, insomma. Sì, c'è questa lotta negli elite che secondo me adesso vedremo e insomma sarà un bel trofeo anche per Sabato ci troviamo tutti a Faerio Derzo da Mirko Baratin. Tutti sabato dalla mattina fino alla sera. Sarà una grande giornata di sport. Vogliamo ricordare che la RAI darà un contributo molto importante all'amico Mirko con 45 minuti di sintesi e credo che questo faccia bene quest'anno per il ciclocross. Questo fa assolutamente bene per il ciclocross. Beh, io ci sarò, tu? Anch'io. Allora, l'appuntamento lo possiamo dare per domenica? Anzi, sì, per sabato, facciamo già l'appuntamento per sabato 8. Giorno dell'Immacolata, quindi venite tutti a Borgo Baratin a fare Derzo per una bella giornata di sport, ci sono anche degli atleti stranieri, c'è la mia amica Jasmine Eckermann, campionessa svizzera che ha fatto terza in Coppa del Mondo, quindi anche la gara delle donne sarà una bella gara. E l'appuntamento la settimana prossima? E l'appuntamento per la settimana prossima è sempre il giovedì sera in tutte le nostre frequenze e tutti i nostri orari, ci potete guardare 4-5 volte. Alla fine ci vediamo settimana prossima, grazie per averci seguito, grazie Dolce Ilenia. Grazie a voi. Giovanissima giovanissima Ilenia. I'm the Invisible Man.